siamo tornati in diretta sui 96.5 sul canale 94 del Digitale Terrestre per parlarvi del futuro della città e per parlarvi di calo demografico. Lo sapete, come vi dicevo prima, che nel 2050 Taranto potrebbe avere ben 47.000 residenti, abitanti, persone in meno, e quanto ha ipotizzato l'Istat sulla base di una serie di proiezioni oggi pubblicate sulla Gazzetta del Mezzogiorno, a firma di Fabio Venere, a cui diamo il bentornato qui a Cittadella. Buongiorno Fabio. Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci ascolta e guarda in questo momento. Allora Fabio, non so se ho riassunto bene. Nel 2050 potremmo avere 47.000 abitanti in meno, il che significa, come dire, far sparire un quartiere tipo, che ne so, non so, la Salinella, immagino. E sostanzialmente significherebbe far sparire, insomma, San Vito, Lama e Talzano, ecco, per rendere un dato più omogeneo. Ma guarda, la stessa Istat nella nota metodologica, ovvero diciamolo chiaramente, più brevemente, nelle spiegazioni che accompagnano questo studio, precisa che le previsioni a lungo termine possono non rivelarsi esatte al 100%. Cioè vanno prese con cautela. Sì, vanno prese con cautela e usano proprio questa formula qui, da prendere con cautela. Ora, peraltro, ecco, risparmio a chi ci ascolta, però è molto interessante. Io ho dovuto ascoltare 2 ore di audizioni in commissione parlamentare in cui sono stati auditi appunto i vertici Istat. Ci sono diversi deputati meridionali, a dire vero di diverse forze politiche, che insomma hanno anche dei dubbi sui metodi scelti, perché insomma poi questi dati, ecco, non servono solo alla statistica, Francesco, è bene che sia chiaro, sono i dati su cui in parte poi vengono decisi a livello centrale gli ex-LEP, gli attuali LEAP, cioè i livelli di assistenza essenziali di assistenza per la popolazione, quindi determinano poi gli investimenti per le infrastrutture, per la sanità, per l'istruzione e per l'università nei prossimi decenni. Ma immagino, Fabio, immagino anche che insomma Taranto è una città progettata per, diciamo, immaginata all'epoca per arrivare a 350.000 abitanti, e lo vediamo, diciamo, quali sono le conseguenze. Certo. Penso per esempio al niente che esiste tra i Tamburi e Paolo VI, per esempio, no? O che ne so, abbiamo una Taranto 2 addirittura, roba che, cioè, tipo al sud non c'ha neanche Bari a momenti. Quindi diciamo, tutto questo è stata una città immaginata per raggiungere numeri incredibili. Tu più volte hai raccontato, diciamo, com'è cambiato il numero di residenti a Taranto. Nel 1981 abbiamo raggiunto il picco più alto, no? di abitanti. Però ecco, questi numeri, queste proiezioni serviranno anche in qualche modo alle amministrazioni comunali a disegnare una nuova città, immaginare. Noi siamo nel pieno del PUG, questo può influire? Ma senti, spero di sì, però ancora prima direi che lo stesso Istat lo sottolinea, questi dati come si possono invertire con delle politiche diverse, per le quali sicuramente il Comune ha un ruolo, e fa bene a richiamare il PUG. Peraltro mi risulta che il professor Carrera dovrebbe, dopo, come dire, un anno sabbatico, lo dico con rispetto ma non è dipeso da lui, tornare nelle prossime settimane a riprendere il filo interrotto dopo la caduta della precedente amministrazione, quindi vedremo un po', però io mi riferisco a politiche attive sul lavoro, a investimenti. Abbiamo il porto che insomma è un po' un'eterna incompiuta e tutti quanti noi speriamo che si riprenda e quindi crei indotto. L'università che esiste naturalmente, ha anche dei punti di eccellenza, però non è ancora un polo universitario autonomo. Insomma, ci sono tutte variabili, Francesco, per le quali noi, nel caso fossero positive, potremmo sperare di far conto affinché questi numeri cambino. Proprio poco prima di collegarci ho controllato i dati reali, cioè il censimento degli ultimi 25 anni, e Taranto ha perso 19.000 abitanti. Ora la proiezione dell'Istat è 47.000, secondo me 47.000, ecco, anche se non sono certo un demografo, mi sembra eccessivo, però anche confrontandomi con alcuni tecnici della materia, purtroppo se non si inverte la rotta di cui ho appena fatto cenno, tra 20.000 e 30.000 unità, onestamente, visti i dati reali che ho appena citato, è da mettere in considerazione.
E Fabio, per chiudere, io non so te, però diciamo, se penso a 47.000 abitanti in meno, ho delle immagini tipo di un futuro distopico in mente, tipo quartieri completamente disabitati, una roba del genere. Cioè, mi fa un po' sorridere questa cosa. Però ecco, come la immaginiamo una città che perde sostanzialmente quanto? Un quarto degli abitanti che ha? Sì, perderebbe un quarto, anzi sì, più o meno un quarto. Non lo so, adesso come dire, tutto potrebbe ritornare nelle mani di Carré, dell'amministrazione comunale, in questo sì, avrà un ruolo importante. Di certo, ecco, la prima risposta che mi viene in mente alla tua domanda, che è giusta, è quella, insomma, che costruire, io lo pensavo già 20 anni fa, figurati adesso, costruire nuovi edifici non penso che abbia alcun senso, voglio dire. Quindi consumare suolo con queste proiezioni, anche se fossero vere solo per la metà, certo. Che per me è il dato più probabile. Penso anche in questo momento al cosiddetto comparto 32, per esempio, giusto per fare un nome a caso, Fabio, di quelli che diciamo dividono da una vita. Sì. Però cioè, che senso ha in un momento in cui stiamo per perdere, o quantomeno diciamo, ecco, le proiezioni a grandi linee? Ma ti ripeto, anche ragionando la metà, anche ragionando che queste proiezioni siano sbagliate al 50%, quindi ragionando su 23.500, ecco, siamo precisi. Davvero non ha senso consumare altro suolo, ha senso sì, soprattutto nel centro storico, ma non solo, nelle periferie, riqualificare immobili esistenti. Peraltro il dato è vecchio, quindi insomma lo cito solo per la cronaca, ma risale a almeno 5-6 anni fa. L'ultimo dato, anch'esso Istat, sulle case sfitte, cioè non occupate da nessuno, quindi non abitate neanche da affitto, a Taranto supera le 15.000 unità. Quindi voglio dire, insomma, davvero non ha alcun senso proprio di mercato, ecco, non ha alcun senso di mercato. Poi ovviamente ci sono tanti aspetti ambientali, quindi. E allora vedremo insomma che cosa succederà nel nostro prossimo futuro. E allora grazie a Fabio Venere come sempre per la sua disponibilità. Buona giornata e buon lavoro, Fabio. Buona giornata e grazie a tutti.